La richiesta di grazia è stata presentata ancora qualche tempo fa tramite l'avvocato De Toni, che l'ha presentata al magistrato di sorveglianza. È una richiesta di grazia, sì, fatta ovviamente al presidente Mattarella. Non so se verrà presa in considerazione visto i suoi ultimi mesi di mandato, però insomma abbiamo tentato anche questa strada. Una richiesta scritta e presentata ormai da qualche settimana, la speranza di Sara, moglie di Walter Onichini, il commerciante di carni padovano in carcere da settembre per aver ferito un ladro, è che il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, possa esaminare la richiesta di grazia prima della conclusione del suo settennato. Walter Onichini aveva sparato al ladro albanese entrato in casa sua con dei complici nel luglio del 2013. Onichini, temendo per la sua famiglia, sparò dalla finestra 2 colpi di fucile e ferì il malvivente che alla fine, dopo essere stato fermato, riuscì a fuggire in Albania prima dell'udienza per falsa testimonianza per non aver fatto il nome dei complici. Per Onichini, dopo un lungo processo, a settembre del 2021 la Cassazione ha confermato la condanna inflitta in appello per tentato omicidio a 3 anni e 8 mesi e si sono spalancate le porte del carcere di Venezia. Per lui questo sarà il primo Natale in cella, lontano dalla sua famiglia, dalla moglie Sara e dai suoi figli che sperano ogni giorno di riabbracciare il loro papà. E sarà il primo Natale senza Walter, soprattutto per i bambini, insomma. Quindi per lui è assolutamente difficile perché già sono difficili tutte le condizioni giornaliere, cioè affrontare ogni giorno dentro a quella struttura. Il periodo insomma è comunque difficile anche per noi che siamo a casa.